Vivi in un bilocale con 6 connazionali. È poco lo spazio e il sonno pure. Ognuno ha orari di lavoro diversi. C'è sempre una luce accesa, un fuoco sul fornello. La misericordia di Dio, il caso, ti ha dato anche un lavoro sotto casa, in un negozio di altri connazionali, un phone center piccolo e spoglio, 3 computer su un asse di legno e 3 cabine schembe. Nessuno qui si preoccupa se sei clandestino. Non fanno controlli di solito, e se venissero i tempi delle retate, ti hanno detto come fare. Dovrai uscire dal retro e passando per un cortile fuggirai nella strada dietro il palazzo. Stare sempre allerta come un animale braccato. Non sai se è questa la vita che volevi, ma ora non puoi ripercorrere il mare a rovescio. Guardi avanti. A casa in Tunisia non chiami mai. Tuo padre è morto tanti anni fa in mare. Tua madre invece è in buona salute, ma avete smesso di parlarvi da quando le hai annunciato che saresti partito. La maggior parte di quelli che hai conosciuto nei 2 mesi trascorsi qui vivono in appartamenti di 50 metri quadrati in 5-7 persone, 300-400 euro a testa. E il padrone di casa, quasi sempre italiano, ci fa un sacco di bei soldi. Niente riscaldamento, stufe e bombole a gas accanto ai materassi. A volte non c'è nemmeno una latrina, si fa con una bacinella. Nel phone center vengono sempre le stesse persone, non per telefonare ma solo per incontrarsi. Poi ci sono quelli che hanno un giorno e un'ora fissi per telefonare al paese. Tra questi c'è una bella ragazza nigeriana alta, i capelli raccolti in treccine. Vi scambiate qualche parola ogni tanto, è gentile, un bel sorriso. È una delle poche persone di pelle nera che frequentano il phone center. Oggi hai provato a scambiarci 2 parole. Ciao, tutto bene? Ha fatto appena un cenno con la testa e si è infilata nella cabina. Incroci un ragazzo che ti saluta, ricordi di averlo già visto con un cartello in mano. Sì, attenzione, retata in corso, police check. Lo riconosci, è uno dei solidali, di lui ti puoi fidare. Così lo fermi e gli chiedi aiuto per Sara. Ti si scalda il sangue per un istante a sentire questa vicinanza. Comunque noi una volta alla settimana sosteniamo le rivolte dentro il centro, che guarda ce ne sono tante e a qualcosa servono. Vieni con noi lì davanti, magari riesci a sentire la tua amica.